Il Friuli punta sul rilancio della chimica. Torviscosa, Bracco investe 60 milioni e punta a raddoppiare la capacità produttiva del sito e incrementare l'occupazione anche attraverso l'indotto. Intervenuto a Martignacco per la giornata della bonifica, il ministro dell'Agricoltura Patuanelli è tornato sul tema del superbonus. Occorre riconfermare anche altri incentivi legati alle ristrutturazioni per accompagnare la ripartenza. Fino al 25 luglio 2023 le persone guarite dal Covid che sono state ospedalizzate avranno garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma gratuita a diverse le tipologie di visite, dalla cardiologia alla pneumologia. Le oltre 6.000 domande presentate dalle famiglie per le spese sostenute per centri estivi e babysitter saranno tutte ristorate negli importi massimi stanziati a copertura dalla Regione, 2 milioni di euro. Il 21enne buiese Milan è diventato campione europeo di inseguimento individuale ieri in Svizzera e Buia lo festeggerà nel weekend dedicato ai campionati italiani di ciclocross, più di 600 gli atleti in gara. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Bracco investe 60 milioni di euro per un nuovo impianto allo stabilimento di Torviscosa e punta a un raddoppio per il futuro con un incremento della forza lavoro. L'investimento consente di espandere del 30% la capacità produttiva dello stabilimento. In Friuli Venezia Giulia la Bracco amplia la sua produzione grazie alla nuova linea all'avanguardia dello stabilimento Bracco Spin di Torviscosa. L'investimento di 60 milioni di euro consente a Bracco Imaging di implementare del 30% la propria capacità produttiva in risposta alla crescente richiesta di mezzi di contrasto a raggi X. L'azienda è in programma un ulteriore ampliamento dell'impianto, come sottolineato nel corso della visita del governatore della regione Fedriga e dell'assessore regionale alle attività produttive Bini. Nello stabilimento di Torviscosa attualmente lavorano 150 addetti, numero che in futuro potrebbe essere incrementato. Proponiamo di fare un ulteriore aumento estremamente significativo che, sommato all'investimento che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, raddoppia sostanzialmente la capacità di questo sito, il che vuol dire che raddoppia anche quasi il livello occupazionale e soprattutto consente di allargare l'indotto in maniera tale da dare un beneficio a tutta la regione. Ci tengo a rimarcare che per quanto riguarda la pandemia noi abbiamo lavorato con un consorzio di ospedali mettendo a disposizione risorse per fare delle applicazioni di intelligenza artificiale che sono state offerte in modo assolutamente gratuito agli ospedali per poter diagnosticare preventivamente quella che poteva essere la possibilità dei pazienti di essere ospedalizzati o di andare in terapia intensiva. E il Friuli punta sul rilancio della chimica, se ne è parlato a Torviscosa, proprio in occasione della visita del Presidente della Regione Fedriga e dell'assessore regionale alle attività produttive allo stabilimento Bracco. L'impianto del gruppo Bracco, frutto del recupero di una parte dell'ex Cafaro di Torviscosa, è un esempio virtuoso di riconversione che poggia su investimenti in ricerca e ha come obiettivo fare impresa in modo sostenibile. L'auspicio è che le misure regionali messe in campo per lo sviluppo continuino a essere strumenti di attrazione anche per le imprese che vogliono insediarsi in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il governatore della nostra regione Massimiliano Fedriga in visita al nuovo reparto produttivo allo stabilimento di Torviscosa insieme all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Stiamo lavorando per sbloccare un impasse commissariale di un'importante area industriale, quella della Ussacorno per il Friuli Venezia Giulia. Quindi guardate, io ho già una lista molto nutrita di imprenditori disposti e disponibili a venire ad investire in queste latitudini, quindi creare molti posti di lavoro, investire diversi milioni di euro. Quindi stiamo riportando sotto il cappello di fatto del COSEF, del consorzio, questa importante area economica.
Oggi per la giornata della bonifica si è tenuta la posa della prima pietra della ristrutturazione del canale principale che collega Martignacco all'Ente Fiera di Udine. Obiettivo: tutelare l'ambiente e sprecare meno acqua. Ospite il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, che oltre ad annunciare alcune azioni messe in campo dal governo per contrastare il cambiamento climatico, è tornato a parlare di superbonus. Occorre riconfermare, ha detto, anche gli altri incentivi alle ristrutturazioni per dare continuità alle aziende. Ministro, i cambiamenti climatici influiscono sempre di più sull'agricoltura. In che modo si può aiutare il settore primario, uno dei più importanti in Italia? Con diversi strumenti, innanzitutto cambiando un po' il paradigma nella gestione delle calamità. Noi abbiamo chiesto al MEF, come una delle prime norme da inserire nella legge bilancio, un finanziamento strutturale di 160 milioni più 80 come cofinanziamento del piano sviluppo rurale nazionale sulla gestione del rischio, per fare un fondo di mutualizzazione che utilizzerà anche il 3% delle risorse del primo pilastro, in modo da dare garanzia agli agricoltori di accompagnarli nel processo poi di assicurazione, oltre che di gestione nazionale col fondo di mutualizzazione. Vanno stimolate le assicurazioni, poi vanno fatte tutte quelle attività che servono per prevenire i danni da eventi calamitosi. La gestione idrica è uno di questi, è uno dei modi con cui possiamo agire per non subire i danni dalla siccità, che sono un evento calamitoso. Come Ministro, spera che ci sia un prolungamento non solo del superbonus che lei ha portato avanti, ma anche degli altri bonus di efficienza energetica? Pensiamo a ristrutturazione o altri tipi di bonus? È assolutamente necessario, anche perché l'effetto virtuoso del superbonus, ma in generale degli incentivi che stiamo dando alla parte produttiva del Paese, hanno dispiegato i loro effetti in questa fase. Dobbiamo incidere sulla continuità della capacità di investimento degli imprenditori e ovviamente confermare le misure di sostegno alle imprese e quindi agli investimenti è il modo migliore per crescere questa fiducia. Pandemia, ripresa e digitalizzazione sono i temi centrali affrontati nel summit finale del B20 ieri e oggi a Roma. Vi ha preso parte anche Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli. Il tema della rinascita è stato al centro della 2 giorni di summit finale a Roma del B20, la comunità economica che rappresenta oltre 6 milioni e mezzo di imprese, chiamata a presentare il proprio contributo di proposte e idee ai governi del G20. Pandemia, ripresa e digitalizzazione, spiega Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli e alla guida della Task Force Employment and Education del B20, sono il minimo comune denominatore delle riflessioni poste sul tavolo. Tutti, sebbene con espressioni e concetti diversi, hanno condiviso la convinzione che ci siano le condizioni e i fondi per la rinascita. Il presupposto, precisa Benedetti, è quello della collaborazione tra pubblico e privato e di un utilizzo compiuto dei fondi destinati alla ripresa. Tra i temi oggetto di approfondimento c'è in particolare quello della riduzione delle emissioni di CO2, che deve essere equilibrata, evidenzia il presidente della Danieli, e deve tener conto degli investimenti necessari per modificare gli impianti produttivi. Benedetti pone l'accento sul fatto che la questione delle emissioni non riguarda solo le imprese, ma anche le abitazioni e i trasporti. L'energia che alimenta le auto elettriche, afferma, è prodotta almeno all'80% da petrolio, carbone e gas. Serve una visione per il futuro, perché l'energia alternativa potrà crescere, ma arriverà comunque ad un 30-35%. Nessuno ne ha parlato espressamente, continua Benedetti, ma il tema all'orizzonte è quello del nucleare di 4ª generazione. Altre questioni sulle quali si è dibattuto sono quelle della digitalizzazione, delle infrastrutture, ma anche del women empowerment. Il presidente della Danieli ha poi raccontato di come il tema della natalità, per quanto non finito sui tavoli ufficiali, sia stato al centro di confronti informali tra i partecipanti al summit, a conferma di come sia una questione che preoccupa la maggioranza dei governi. Ne ha parlato anche la ministra della Famiglia Bonetti, riferisce Benedetti, sottolineando come siano allo studio dell'esecutivo nazionale misure di sostegno ad hoc anche di natura fiscale. Il summit non si è concluso con piani articolati, ma con una dichiarazione di principi puntuale, conclude Benedetti, che ogni governo svilupperà nel proprio paese in relazione alla sua posizione sullo specifico tema.
Il Presidente della Regione della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, si è detto soddisfatto per le riaperture dei luoghi della cultura al 100% del pubblico, un necessario ritorno alla normalità. Ha detto il Green Pass deve essere uno strumento per aprire, non per chiudere. Adesso maggiori aperture, quindi dal lunedì della prossima settimana, dall'11 di ottobre, maggiori aperture nelle discoteche, negli spazi all'aperto. Anche al chiuso. Sì, esatto. Al 100%, luoghi della cultura, dal 35 al 50% le discoteche al chiuso, 75% all'aperto, lo sport, quegli stadi, come pensiamo soltanto alle attività sportive che facciamo nella nostra regione. Sì, ho detto al governo, e l'avevo detto anche antecedentemente all'ultimo incontro, che è necessario un ritorno alla normalità, con prudenza non c'è dubbio, utilizzando gli strumenti che abbiamo oggi, penso al Green Pass, che però devono essere uno strumento di apertura. E un'apertura, per esempio, per le sale da ballo del 35% voleva dire non farla aprire perché economicamente non era sostenibile. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare con il buon senso, ma anche con la consapevolezza che le risposte di cui ha bisogno il Paese è anche quello, appunto, soprattutto certe attività che sono state massacrate dalla pandemia, di poter ricominciare. Penso che lei provi soddisfazione per il fatto che appunto le sue istanze siano state raccolte. No, sono contento ovviamente, infatti a fine ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario Garofoli, con i ministri Gelmini e il ministro Speranza, e sono stato contento che le istanze delle regioni e del Friuli Venezia Giulia siano state recepite. Penso che siano oltretutto proposte responsabili, non è che abbiamo proposto l'impossibile, ma di buon senso, di equilibrio e che servono al Paese. Dalla sanità ai rimborsi per i soci delle cooperative fallite, la Giunta regionale ha licenziato una serie di provvedimenti che vanno incontro alle difficoltà delle famiglie con risorse dirette. Fino al 25 luglio 2023 le persone guarite dal Covid avranno garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma gratuita e riguardano numerose tipologie, dalla cardiologia alla pneumologia. Lo ha deciso la Giunta regionale recependo la proposta del vicegovernatore Riccardo Riccardi. Il Friuli Venezia Giulia recepisce la norma nazionale e applica, ha spiegato il vicegovernatore, un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno vissuto la fase difficile del ricovero a causa del coronavirus e che hanno la necessità di sottoporsi a visite specialistiche finalizzate a monitorare i postumi del Covid senza alcun esborso da parte loro. L'esecutivo ha anche confermato la delega alle Camere di Commercio per la gestione dei procedimenti dei ristori, a disposizione ci sono 17 milioni di euro, ai soci e prestatori di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli e di Copca, società cooperativa carnica di consumo. Il rimborso alle Camere di Commercio, ha spiegato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, ci permetterà di attivare una procedura snella. L'avviso sarà pubblicato sul sito della Regione e degli enti camerali entro il 15 novembre. Dopo il tempo a disposizione per la raccolta delle domande, le istruttorie consentiranno di giungere alla concessione ed erogazione dei ristori già entro la prossima primavera. Infine, le 6.232 domande presentate dalle famiglie entro il 15 settembre per le spese sostenute per i centri estivi e i servizi di babysitting saranno tutte ristorate negli importi massimi. Lo conferma Alessia Rosolen, assessore alla famiglia. Da mettere in evidenza, spiega, è come le domande di contributo presentate quest'anno siano state più del doppio rispetto a quelle pervenute nei 12 mesi precedenti per il medesimo intervento disciplinato dalla legge regionale 24 del 2019. La spesa a copertura delle domande di contributo corrisponde a circa 2 milioni di euro. I dati dei contagi sono in calo nella nostra regione, 68 le positività, su poco più di 9.000 tra tamponi molecolari e test rapidi e antigenici, non si registrano decessi, scendono a 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli nati nei reparti sono 37, anche le persone in isolamento scendono e sono in tutto 860. 3 proteste in 3 giorni a Trieste contro il Green Pass, con 2 cortei che lunedì renderanno complicato il muoversi in città. Il primo corteo partirà lunedì mattina alle 10 da Piazza Goldoni, il secondo alle 14.30 dall'ingresso del Porto Nuovo. Sarà un lunedì di passione il prossimo a Trieste, quando i diversi movimenti No Green Pass scenderanno in strada per dire no all'obbligo della certificazione verde per lavorare. La prima manifestazione è organizzata dal sindacato USB con i Cobas e USI, la seconda dai lavoratori portuali che minacciano di bloccare lo scalo del 15 ottobre. A rendere il fine settimana di Trieste ancora più complesso nella giornata di domani sarà il presidio di protesta
protesta dei movimenti No Green Pass in piazza dell'Unità d'Italia a cominciare dalle 13:30 per rovinare la festa della Barcolana, alla quale per accedere è richiesta proprio la certificazione verde. In zona ci sarebbe dovuto essere anche il punto vaccinale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, poi cancellato causa maltempo. Il PD chiede chiarezza sulla legittimità della nomina di Amato De Monte alla guida della Sores, presentando un esposto alla Corte dei Conti. Si tratta di un'ultima spiaggia per noi del PD, ha commentato la consigliera regionale Santoro, non avendo avuto risposte né in commissione né in Consiglio regionale. Un esposto alla Corte dei Conti per verificare la legittimità della nomina di Amato De Monte alla guida della Sores e il comportamento dei vertici regionali dell'assessorato alla salute. È stato presentato dal Partito Democratico questa mattina con il capogruppo Diego Moretti e la consigliera regionale Maria Grazia Santoro. Per verificare se c'è un danno erariale nella cosiddetta vicenda Sores, ovvero nella modalità con cui l'amministrazione regionale e l'azienda centrale della salute hanno proceduto alla nomina del dottor De Monte come capo della Sores. Si tratta di una ultima spiaggia per la quale noi del Partito Democratico siamo approdati non avendo avuto risposte né in Commissione né in Consiglio regionale. Io credo a beneficio di tutti, a beneficio dei cittadini, a beneficio degli operatori, perché ci sono alcuni punti molto tecnici che riguardano le attribuzioni di indennità che aveva prima e se ci sono le condizioni perché ci siano ora, quali sia il rapporto tra l'incarico e il pensionamento del dottor De Monte. Dicevo cose piuttosto tecniche che però fanno, diciamo così, il paio con tutta una serie di domande non risposte che sono avvenute all'interno anche della Commissione e del Consiglio. Costi sempre più alti e CDA vacante. Dopo le dimissioni del presidente Raggi non si calmano le acque su NET. L'opposizione è sempre più preoccupata sulle sorti della società partecipata. Proprio per vederci chiaro ha convocato urgentemente la prima commissione alla presenza del sindaco di Udine Fontanini e dell'assessore Laudicina. Dal casa per casa al tutti a casa. Questa è la battuta che trapela Udine dopo il terremoto che ha coinvolto NET negli ultimi giorni, ovvero le dimissioni del presidente Mario Raggi, condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta per il crack Fingestim, e quelle del direttore generale Massimo Fucaro, che ha lasciato la società spiegando di non condividere le linee del CDA. Per risollevare la società partecipata, di cui il Comune di Udine è il maggiore azionista, i consiglieri di opposizione hanno convocato un incontro urgente alla presenza del sindaco Fontanini e dell'assessore al bilancio Laudicina. Diverse le problematiche che l'opposizione chiede di discutere, delle 2 dimissioni alla nomina del nuovo direttore generale e del CDA, dalla situazione lavorativa dei dipendenti di NET e della cooperativa Onofaro ai rapporti con gli altri comuni soci. I consiglieri di minoranza si dicono preoccupati dalla crescita significativa dei costi aggiuntivi per l'esternalizzazione del servizio, più 2,3 milioni nel 2020 e dal costo di 1,5 milioni per avvio del nuovo sistema di raccolta. A impensierire i membri anche la perdita del servizio nei comuni dell'ex Uti della Carnia, la nota che l'ANAC ha inviato lo scorso giugno. L'autorità nazionale anticorruzione aveva infatti dato ragione ai sindaci della Bassa Friulana, intimando a NET di garantire l'effettiva rappresentatività di tutti i soci nel comitato di controllo, a prescindere dalla quota di capitale nel consiglio di amministrazione. Sequestrati 24.200 pezzi di disinfettanti per mani e 20.000 pezzi di sapone liquido per la pulizia degli occhiali, dichiarati di origine e provenienza serbia, destinati a una società in provincia di Bologna. Rispettivamente le confezioni riportavano la dicitura prodotto dalla società italiana importatrice e la dicitura Made in China. Il sequestro è stato eseguito dall'Agenzia delle Dogane di Ronchi dei Legionari. Versa in gravi condizioni un 67enne di Tavagnacco che questa mattina è stato investito da un'auto Toyota mentre pedalava in sella alla sua bicicletta lungo la provinciale 20 ad Artegna. Illeso l'uomo al volante della vettura, un 75enne del posto. Il 67enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sul posto è atterrato anche l'elicottero sanitario. Rilievi e accertamenti di viabilità dei carabinieri di Buia e mezzi sono stati posti sotto sequestro.
Un ragazzo di 16 anni rimasto ferito a seguito di un incidente stradale accaduto a Magnano sulla Pontebana. Viaggiava su una Yamaha che si è scontrata con un'auto condotta da un 76enne rimasto illeso. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Udine e con l'ambulanza non è grave. Un80enne di Ovaro è stata derubata nella sua casa mentre la badante si era allontanata per pochi minuti. La carta postama sottrattale è stata poi usata per un prelievo a Fagagna. I carabinieri hanno individuato la responsabile. Una giovane di 23 anni, italiana, di etnia rom, residente a Udine, è stata denunciata dai carabinieri perché è ritenuta responsabile di aver prelevato fraudolentemente da un postomat di Fagagna 600 euro, utilizzando una tessera bancoposta rubata a Ovaro. Le indagini dei carabinieri di Tolmezzo, di Comeglianse e di Maiano erano state avviate proprio a seguito del furto messo a segno in una casa il 13 agosto scorso a Luincis di Ovaro. Allora, approfittando di un cancello lasciato aperto e della momentanea assenza della badante, i ladri si erano introdotti nella casa di una ottantenne, l'avevano derubata di denaro e della carta postama. Proprio con quella tessera, dopo circa un'ora a Fagagna, a oltre 50 km di distanza dal luogo del furto, erano stati prelevati indebitamente 600 euro dal conto della pensionata. La giovane, già con precedenti penali, dovrà rispondere per le ipotesi di reato di ricettazione e uso fraudolento di strumenti di credito digitali. Ed ora andiamo a Udine, al quartiere Aurora, dove è pronto il nuovo percorso ciclopedonale. È stato presentato questa mattina dal sindaco Fontanini e dal vice sindaco Michelini un intervento da 28.000 euro per il rifacimento della pavimentazione con tecniche in grado di coniugare il rispetto ambientale con la resistenza all'usura. È stato presentato il nuovo percorso ciclopedonale a perpendicolare via Marcuzzi nella zona Pepes di Udine nel quartiere Aurora. Intervento da 28.000 euro per il rifacimento della pavimentazione con tecniche di realizzazione in grado di coniugare il rispetto ambientale con la resistenza all'usura. Va a collegare la ex Casina Mauroner, dove verranno, non dimentichiamoci, piantati parecchie centinaia di alberi perché sarà il primo bosco urbano della città, con via Mirko. Praticamente è un passaggio ciclopedonale. Ciclopedonale vuol dire che si può transitare a piedi ovviamente e anche con i cicli, quindi mobilità lenta, altro aspetto importante, e soprattutto va a collegare due zone naturalistiche. Siete soddisfatti di questo intervento? Molto, infatti ringraziamo l'amministrazione per aver mantenuto le promesse che ci sono state fatte e soprattutto per continuare a valorizzare quest'area, che è un'area verde, che hanno permesso ulteriori collegamenti, che permette alle persone di muoversi a piedi, in bicicletta, e quindi speriamo che l'attenzione verso quest'area continui. Battesimo del primo volo del gruppo Flyle One che questa mattina è decollato dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara per il Trieste Airport con atterraggio alle 8:10. La durata del volo è stata di 1 ora e 10 minuti. Oggi prende avvio anche il collegamento diretto Trieste-Genova-Trieste. Si è aperta questa mattina a Oslavia la 4ª edizione di Ribolliamo, la manifestazione che l'Associazione dei produttori della ribolla di Oslavia organizza ogni anno per valorizzare questo prodotto e il territorio di Gorizia. Si concluderà domenica. L'inaugurazione domenica mattina del percorso delle panchine arancioni con lo scrittore Luigi Nacci, la guida naturalistica Sabrina Pellizzon e l'imitatore Andro Mercù sarà uno dei momenti centrali dell'edizione 2021 di Ribolliamo, la kermesse per la valorizzazione della ribolla gialla di Oslavia e del territorio di Gorizia. Una manifestazione cresciuta nel tempo grazie ai 7 produttori che nel 2010 hanno dato vita all'Associazione Produttori Ribolla di Oslavia e che quest'anno hanno coinvolto altri soggetti del territorio come la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Le novità del Ribolliamo 2021 sono sempre più incentrate sul turismo, il nostro focus sta diventando sempre di più l'incoming, l'offerta, l'esperienza che vogliamo dare a chi viene a visitare Gorizia ma che viene a visitare soprattutto Oslavia. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni, abbiamo coinvolto anche altre realtà del comune di Gorizia proprio perché l'associazione Ribolla di Oslavia non vuole più solo essere legata solamente al discorso del vino ma vuole proprio promuovere il terroir, l'esperienza di passare 2 giorni nella nostra zona.
A confermare il ruolo di promozione che Ribolliamo svolge per tutto il territorio di Gorizia, al di qua e al di là del confine, è l'assessore comunale Fabrizio Reti. Grazie a loro il nostro territorio, Gorizia, ha una porta sul Collio e grazie a loro possiamo e potremo dimostrare al mondo le eccellenze enogastronomiche della nostra città e del nostro sempre territorio. Documentata quest'estate la presenza di un branco di lupi ibridi nell'area del Tarvisiano. Video e foto registrati dai carabinieri forestali e dell'associazione Progetto Lincia Italia hanno evidenziato la presenza di alcuni esemplari con anomalie morfologiche nel colore del mantello, aspetto che potrebbe indicare fenomeni di ibridazione con il cane, fenomeno che rappresenta una delle principali minacce alla conservazione delle popolazioni di lupo. L'intento adesso è quello di catturare alcuni esemplari e installare un radiocollare per il loro monitoraggio. Il Covid-19 ha pesantemente condizionato i viaggi e la realizzazione dei numerosi documentari che raccontano i territori meno conosciuti di molti suggestivi paesi. Alla luce di queste limitazioni, il documentarista Fabrizio Zanfagnini ha voluto comunque proporre per Telefriuli una nuova serie di cortometraggi che ha girato nei 4 continenti del pianeta poco prima della pandemia. All'autore abbiamo chiesto di descrivere i contenuti e le curiosità nascoste nei suoi lavori che andremo a proporre questa sera nel primo appuntamento alle 21. Ho avuto la fortuna di esplorare dei posti veramente straordinari. Il contatto con luoghi suggestivi e grandiosi con la natura mi ha consentito di riprendere dei paesaggi davvero affascinanti che, mi auguro, possano essere apprezzati nelle immagini che verranno trasmesse a breve. In Asia ho girato un interessante documentario sul Kashmir, una zona dell'India a confine con il Pakistan, che conserva tradizioni antiche, per dedicarmi poi al Ladakh, quel pezzo di Tibet che è rimasto all'India dopo l'ingresso della Cina nel paese buddista. Nel video viene raccontato anche il passaggio al Kardungla, in Himalaya, il passo più alto del mondo a 5.700 metri di quota. In Europa ho poi voluto rendere partecipi gli spettatori dei colori e delle stravagante forme geologiche dell'Islanda. In America mi sono quindi concentrato sulla Patagonia, in cui ho posto gli accenti sulla grandiosità della natura in un percorso di alcuni migliaia di chilometri. Sono stati attraversati ghiacciai e spazi siderali fatti solo da infiniti orizzonti fino alla Terra del Fuoco. Chiude quindi la serie di queste trasmissioni il fascino dell'Africa e in particolare quello della Namibia. Tra poco le notizie sportive. In apertura al Buiese Milan, che è diventato campione europeo di inseguimento individuale ieri in Svizzera, e Buia lo festeggerà nel weekend dedicato ai campionati italiani di ciclocross, più di 600 gli atleti in gara. Noi siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.